Yes, I know my way, ma non è come portato tu. Ah, yes, I know my way, ma non mi ha avuto giù, ma non mi ha avuto giù. Tu hai diritti e sta bene, vado a tanti sbare. Pino, sei sempre qua. Yes, I know. Buonasera a tutti, benvenuti a questa prima trasmissione che facciamo, questo live di Basile Live. Grazie per essere presenti. Devo fare tanti saluti e ringraziare a molte persone che già mi hanno scritto, insomma, piano piano cerchiamo di ringraziare un po' tutti quanti, va bene? Vorrei salutare prima di tutto la mia famiglia, insomma, tutti i miei parenti che sono a Nola, che sempre mi seguono, mia mamma, mio padre, i miei zii e i miei cugini. Bene, che dire, io sono Mario e questa sera vi presenterò un po' del mio spettacolo che faccio in giro, che sto portando in giro. E prima vorrei presentarvi la mia amica, la ballerina Giulia, della Habana, de Cuba. Tu parli italiano, no? Sì, un po'. Un poco. Bene, tu sei cubana, no? Sì, cubana, sono nata in Holguín, mi chiamo Julie Williams, sono da pochissimi tempi a Napoli. Si capisce quando parla. E qua stiamo per presentarvi il nostro spettacolo. Sì, perché allora lo spieghiamo subito. Questo spettacolo che io porto in giro, diciamo che io adesso da un mese più o meno sono in radio con questa canzone che si chiama Coro. Però lo spettacolo che io faccio è uno spettacolo latinoamericano, quindi a casa, se vi piace la musica latinoamericana, che è la salsa, la bachata, il merengue, noi qua insomma nell'opera di questa trasmissione e delle prossime trasmissioni insegneremo anche un po' qualche passo di salsa, di bachata. Perché faccio questo? Perché io sono stato molti anni in Latino America, diciamo una quindicina d'anni, dove ho iniziato a cantare salsa, merengue, bachata, e questa esperienza mi ha portato insomma ad amare questa musica, anche perché io nasco come percussionista. Tornato a Napoli, insomma, perché sono tornato a Napoli non lo so, ma a finale... Perché alla fine è la tua terra, è perché normale. alla fine è la mia terra, insomma, perché insomma Napoli è Napoli, cioè non è vero che tu vai all'estero, sì ti piace il mare, il sole, però comunque ti comincia a mancare dopo un poco la pizza, ti comincia a mancare il caffè, ti comincia a mancare il ragù, delle cose insomma che noi napoletani insomma ce l'abbiamo e non si possono togliere. Quindi tornato a Napoli ho cercato di riproporre la mia musica latina in chiave napoletana. Chiave napoletana significa che tutte le mie canzoni io canto solo in napoletano, qualche volta canto in spagnolo, ma per me era inutile cantare in spagnolo perché ho dei dischi in Latino America che già vanno forte, insomma, quindi volevo cantare napoletano. Infatti mo pure Giulia si sta imparando a parlare napoletano. Sì, un po' che sì. Vuoi io? Piano comunque... Secondo me, a furia di stare tra matrimoni, battesimi e feste di piazza, tra 4 e 5 mesi parlerà soltanto napoletano. Ma tu sai pure cucinare qualche cosa di napoletano? O no? Sì, più o meno. Più o meno. Il ragù lo sai fare? No. Allora, se c'è qualcuno che vuole insegnare a Giulia come si fa il ragù, non ci può chiamare, glielo spiega in diretta. Va bene, in tutto questo cosa vogliamo dire? Io potrei insomma iniziare il mio spettacolo insomma facendovi ascoltare qualche brano, ma prima vi vorrei raccontare questa storia, prima di iniziare con il primo pezzo. Diciamo che io amo Napoli, io ho iniziato a suonare con i cantanti napoletani, ho suonato per tanti anni a Napoli, quando mi sono diplomato al conservatorio a 18 anni ho iniziato a suonare da subito con Franco Ricciardi. Molte persone mi conoscono perché io suonavo con Franco, ero il suo batterista, sono stato 10 anni con Franco. Poi c'è stata questa cosa in me che volevo visitare, volevo viaggiare, ecco, c'è stata sempre questa cosa in testa a me che volevo andare a vedere
detto, mo vado un anno, vado 2 anni, sono da 3 anni, alla fine sono tornato dopo 15 anni. Perché poi da Miami sono stato a New York, da New York sono stato a Cuba, da Cuba a Puerto Rico, Messico, fino a quando sono stato in Colombia. E volevo tornare, però sembra che non arriva mai tempo, capito? Succedeva sempre qualche cosa. Fino a quando quest'anno sono stato chiamato da una produzione, insomma, che ringrazio, che è la Mad Music. Saluto Dino e la signora Patrizia, che sono la mia etichetta, insieme a mio padre co-produttore, che mi hanno proposto di rappresentare la musica latina in chiave napoletana, insomma, e farla qua. E quindi io canto reggaeton, canto salsa, bachata, ma il primo pezzo che vorrei farvi ascoltare questa sera, diciamo per rompere il ghiaccio, è il pezzo che sta in radio attualmente e che sta riscontrando un buon successo, insomma. Si chiama Coro. Quindi prego la regia se può mandare questo pezzo. Tu non cambierai mai, perché la verità è che a te non te ne frega niente, perché queste sono solo stronzate. Sono solo stronzate ed veramente l'ha fatto che per te le cose importanti sono solo quelle che fai tu, hai capito? Parla senza capire, pare che possiamo io non ha senso di, per te è facile a parlare. Da pensa che sono tua puta cagna, roba una collerato ti scordate come si può respirare. Per te è facile a parlare, per te è facile a parlare, per te è facile a parlare. Solo tu, solo tu. Sto cuore scemo, che sta tremando ancora, fa male quando guarda solamente per mezz'ora. Tu vuoi l'amore, che non è mai venuto, che la caria senza te non c'è mai tenuto. Sto cuore scemo, che sta tremando ancora, fa male quando guarda solamente per mezz'ora. Tu vuoi l'amore, che non è mai venuto, che la caria senza te non c'è mai tenuto. Yo, yo. Basile. Yo. Tu parla senza capi, che ci stavo pure da vita mia. Pare che non può sapere, e passa vita. Mi sono cresciuto senza aver ragione, rindano quartiere senza libertà. Per te è facile a parlare, per te è facile a bagnare, per te è facile a parlare, per te è facile a parlare. Solo tu, solo tu. Sto cuore scemo, che sta tremando ancora, fa male quando guarda solamente per mezz'ora. Tu vuoi l'amore, che non è mai venuto, che la caria senza te non c'è mai tenuto. Sto cuore scemo, che sta tremando ancora, fa male quando guarda solamente per mezz'ora. Tu vuoi l'amore, che non è mai venuto, che la caria senza te non c'è mai tenuto. Non c'è mai tenuto, non c'è mai tenuto, non c'è mai tenuto. Sto cuore scemo, sto cuore scemo. Ma non arriva a Napoli, MB, Basile, y como viene, ma non arriva, vale. Ti parlo. No. Bueno! Grazie mille. E quindi siamo sempre qui in diretta. Questo era Coro.
In questo momento, bene, bellissima Giulia, dici la verità. Grazie mille. C'è una telefonata? Sì. C'è una telefonata? Pronto? Sì, buonasera, chi è? Pronto? Ciao, sono Federica da Caserta. Ciao Federica, come stai? Volevo mandare un abbraccio fortissimo e dire a mio marito che lo amo tantissimo, Ah, che bella cosa. a mio marito Marco, con una prestissima Ah, sei caduta. Comunque un saluto a Marco con una pronta libertà. Allora un saluto. Bene, voglio introdurre un amico che è arrivato in questo momento perché giustamente arriva dalla Havana. Miguelito Valdés, l'altro ballerino. Miguelito, questo è tuo quando vuoi parlare. Hermano, ¿cómo estás? Buonissimo amico, come stai? Buenas noches a todos, aquí estamos con la música, Buenas ho visto noches. che avete fatto il vostro pezzo. Buonanotte, buonasera alla signorina, come sta la bella compaesana cubana? Niente, ho visto che avete fatto già l'introduzione Sì, bella, ma ci Core. abbiamo tempo. Core, Ci una abbiamo un sacco canzone, di- una canzone che parla d'amore e non solo. Un italiano col corazon latino, ecco perché sei accompagnato da due... Sì, vabbè, diciamo che la verità è che io ormai bisogna dire che i napoletani sono, come diceva Franco Ricciardi, un cuore nero. Che significa? Che noi siamo meridionali, siamo latino, alla fine siamo latini. Ecco che io quando sono arrivato a vivere prima in Santo Domingo e poi in Colombia, poi sono stato anche a La Habana, io non sentivo tutta questa differenza. Cioè facevo le stesse cose che faccio qua a Napoli, perché magari io ho più problema, scusatemi, forse ci sta qualche milanese in diretta, non vorrei, ho molti amici a Milano, però io andavo più, cioè, andavo molto d'accordo con i latini, proprio così, come se niente fosse. Perché si dice che Napoli essendo anche diventata una colonia spagnola, no? Abbia questo avvicinamento a noi cubani, perché anche noi siamo stati colonizzati da spagnoli. Ecco perché i cubani si trovano benissimo in qualunque città del mondo, ma soprattutto a Napoli. Perciò noi Ma come comunque- cubani stiamo qua a Napoli. Non so se mi vedo bianco io in mezzo a voi, però penso che... No, stai abbastanza abbronzato. Hai molto la onda dei portorichegni, dei boricua. Dei Boricua, del Sì, Puerto Rico. del Puerto Rico, Allora, Miguelito come Giulia sono due, diciamo, prima di tutto ballerini, secondo insegnanti che comunque lavorano in diverse discoteche, anche perché io ho voluto fare un gruppo di persone insomma, che sono dell'ambiente latino facendo musica latina, tra cui voglio fare un grande saluto che so che ci sta ascoltando Oscar Melchionda, che è il nostro DJ di Saludo, Venezuela, saludo, Oscar. che lavora, Venezuela. sì, che lavora per Radio Kiss Kiss, insomma. para todos los venezolanos también. Saludo per tutti i venezuelani, si sta a En Venezuela. este momento están sufriendo un poquito, vamos a llevarle un poquito de música a Un todos poquito los- de alegría, a todos los un venezolanos poco que de están, Sì, un que saluto a están tutti gli aquí. amici venezuelani, ce ne sono molti in Italia. Tanti. Allora, prima di tutto, diciamo che dopo l'introduzione di Core, io vorrei dirvi che quando sono andato in Latina America e cantavo musica salsa, un giorno all'improvviso, come dice la canzone, mentre stavo cantando venne un produttore, disse: guarda, io sono napoletano e sono un produttore di musica latina. Ho detto: non è possibile. Ho detto, tu sei napoletano che sta a Miami e vuole produrre la musica, un italiano che canta salsa, mi sembra strano. Sì, io faccio la produzione, dice, ed era la Planet Records con Roberto Ferrante, un produttore importante. Dice: ma guarda, è morto un artista italiano, Pino Daniele, insomma vogliamo fargli una dedica e portare la musica latina napoletana in Latino America. Dice: perché non fai un pezzo di Pino in versione latina? Dico: guarda, sinceramente io sono napoletano, Pino Daniele, se lo canto mi metto a piangere, non mi far fare questa cosa. Disse: no, guarda, sarebbe bello, perché ti spiego, non è che la gente latina non conosce il talento di Pino Daniele, quindi potresti fare un pezzo su in modo che noi lo promozioniamo. E così decidemmo di fare questa canzone, che io non avevo idea, perché gli accordi di Pino Daniele sono difficilissimi, non si sposano per la musica latina. Ma all'improvviso, la notte che stavo pensando, mi addormento e mi viene in sonno proprio Pino Daniele, ve lo giuro, una cosa incredibile. Ma non mi disse niente, solo mi cantava la canzone con l'arrangiamento già fatto di Essa No Ma Way versione salsa. Io la mattina mi sono alzato e ho detto: Marò, un miracolo, non ho fatto altro che scriverla. E questa canzone è andata al Grammy tra i 50 pezzi più suonati in Latino America ed è stato un successo incredibile, la gente si è cominciata a interessare, ma chi è Pino, chi non è Pino, insomma roba varia. Quindi è stata
una bella cosa. Penso che una grande soddisfazione per te soprattutto che Sì. non solo hai avuto, noi latinoamericani siamo molto religiosi e quindi quella visione che hai avuto magari era proprio ciò che avevi bisogno per buttare giù quelle righe e venire un pezzo in questa maniera, era un messaggio. Il problema era che sai che la salsa ha un certo tipo di accordi che sono semplici. Pino Daniele, questo artista napoletano, è un grande musicista, tutte le canzoni erano proprio difficili, però tu sai che c'è stato un altro cubano che ha fatto un pezzo di Pino Daniele che ha fatto, adesso non mi ricordo, ha fatto Isa Delgado, che ha fatto che pezzo? Quando tu dimmi quando Sì. L'ha fatto in versione salsa, sì, ed è stato un pezzo bellissimo, però cantava in italiano. Sì, perché diciamo che dobbiamo anche riconoscere che molti dei nostri artisti cubani hanno non solo la cultura musicale cubana e latinoamericana, ma anche la cultura estera, quindi molti pezzi italiani. Ecco, Sì. qui è successo ultimo de los Cuatro con una storia entre tus dedos, Sì, no? la tua storia nelle tue mani. nelle tue mani, perché questi pezzi vostri italiani a noi ci arrivano con grande cuore, grande Sì. passione. Ed è vero, perché io quando sono stato in Latino America, insomma, ho avuto possibilità anche di ascoltare moltissimi artisti italiani come Laura Pausini, come Tiziano Ferro, Neck. Allora, vorrei fare un saluto a Rosario Basile, che saluta la Paranza Uragano Bruscianese, quindi a tutti gli amici di Brusciano, un bacione forte, vi salutiamo, grazie al pubblico. Facciamo anche un grande applauso a Raffaele Pio Marotta, insomma, che è mio cugino, che saluta la Paranza Orgoglio Nolano, sempre di Nola, ok? Quindi abbiamo Brusciano e Nola. Abbiamo fatto un po' di saluti. Sì, abbiamo un ringraziamento all'associazione Sacro Cuore di Gesù, quindi per avermi invitato alla festa del 16 giugno in via Caselle Piazzolla di Nola, dove inizierà il mio tour. Quindi voi sapete che il 16... Vi aspettiamo tutti. il 16 siamo a Mi questo raccomando, ci concerto. sarà tanto divertimento garantizzato da Basile. Sì, credizzato praticamente dalla gente che si vuole divertire, perché noi quello che facciamo è divertirci. Allora, prima di andare avanti con il prossimo pezzo, chi è qua? Mi chiamo Santolo Rondine, un saluto per... Ah, sta il mouse. Ok. Puntata 0, Laro. Ciao, si chiama... Sì, ma Mario, in questo momento ti sto guardando in TV Campania, sono l'amico di tuo padre, mi chiamo Santolo Rondine. Santolo, un abbraccione molto forte, grazie ai fratelli, ecco, grazie ai fratelli Marigliano, tu hai conosciuto Ciro, manca Enzo, ai fratelli Marigliano per darmi la possibilità di esibirmi. Allora, Grazie mille. il secondo pezzo è un pezzo salsa, ok? E proprio vi voglio sentire, vi voglio far sentire, ma la gente non sa la salsa. Allora, io vi faccio una cosa, guarda, vi faccio vedere un attimo una cosa. Se tu senti questo, cosa fai? No, tutti e due. Che rico, papi! Bueno, vamos con regia Yes I Know My Way. Yes I know my way, ma non è come portato tu. Ah, yes I know my way. Ma non m'ha avuto giù, non m'ha avuto giù. Tu hai dorito resta per vado a tanti sbarè. Yes I know my way. E vuoi miei saci, ma chi mi crede? Oh yes I know my way. Ma tu non puoi venire, ma tu non puoi venire. I marisi su si va la verità. Ma pochi mo fa fa.
sola, perché non sapeva dopo fritto, dopo giù calora. Yes, I know my way, ma non è dove ha portato tu. Oh, yes, I know my way. Ma non mi ha avuto giù, ma non mi ha avuto giù. Tu eri che resta bella, vado a tanti pareri. Yes, I know my way. E vuoi me e saci, ma chi non crederà? Oh, yes, I know my way. Vado non poco ni, vado non poco ni. I marrissi che sono si fanno la veneta andare. Ma poi mo fa. Se non va così, non dare da nessuno. Avete fatto due ma siamo soffriti al sapore. Se non va così, che te credo non sola, perché a me sapeva dopo fritti, dopo giù calore. Ba, sì, nunca esperes nada de nadie, o te morirás esperando. Engaña tus miedos, rompe tus dudas, no te dejes por nada. Yes, I know my way. Oh, oh, facile. Napoli, mano para arriba Napoli, cha, cha, vamos, cha, bailando la salsa, cha, cha, de Colombia a Italia, cha, cha, a bailar, cha, sí, sí, cha, 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 cha. Yes, I know my way. Yes, I know my way. Oh, no, no, no. Napoli. Basile. Mano para arriba, todo el mundo vamos a bailar rico. Pino. Se hacen boca. Yes, I know. E questo era Pino. Che pezzo, che pezzo. Hace calor. Bueno. Grande il nostro Mario, grande il nostro Allora, Mario. adesso- Grazie per farci ballare, farci divertire. È così in ogni festa, in ogni evento che ci sai tu, Sì. ci sta sempre il divertimento, la voglia di Ma ballare. sì, però dobbiamo andare in palestra. Io devo andare in palestra urgentemente. Sì, Perché voi comunque loro sono abituati perché tutte le sere tra le discoteche, le classi che fanno, insomma, che insegnano. Fammi controllare se c'è qualche messaggino qua. Ok, per favore leggi il messaggio. Sono Federica da Caserta, cade sempre la linea puoi dedicare una canzone a mio marito Marco? Sei tutto per me vita, mi manchi come l'aria. Non vedo l'ora che tutto questo finisca e ritornerai tra le mie braccia, ti amo alla follia. Un saluto per Federica da Caserta e per suo marito Marco. Marco, prima o poi non può piovere per sempre, diciamo. Dimmi. Pronto? Pronto, buonasera, sono Antonio Danola. Ciao Antonio, bello, come Voglio fare i stai? miei complimenti perché è una canzone troppo bella, la vorrei ascoltare un'altra volta, Core, è troppo bella. Dopo te la faccio ascoltare un'altra volta, Antonio, non ti preoccupare, come stai? Tutto a posto? No, la sacci che stiamo quasi, Gigi, È troppo forte. ci siamo con i Gigi, ci siamo? Ci siamo, ci siamo. Ci siamo ragazzi, no, la tra poco sta in La festa. devi dedicare a Sonia, la mia ragazza. La tua ragazza come si chiama? Sonia, Sonia. Ok, Tonia con la T di Tonia. Va bene. Grazie, ancora tanti complimenti. Ciao Antonio, ti voglio bene, molte grazie. Un bacione. Allora, dopo glieli diciamo un'altra volta. Un'altra telefonata? Sì. Pronto?
Pronto? Ciao, pronto? Ciao, pronto, sono Lina da Casa Giove. Ciao, Lina? Sì, Lina. Ciao, bella. Volevo fare un saluto a tutti e soprattutto al mio maestro della Vardez Academy. Maestro, ci manchi! Ciao! Siamo in diretta ragazzi, grazie Lina, un bacione per te Ciao, e ciao per a Angela e tutti. tutta la famiglia, un Ciao. bacio. Ciao! Ciao, bella, ciao. Voglio, qua Allora, in Campania, ecco, perciò l'etichetta mia mi ha chiamato, dice, ma guarda, c'è tanta gente che balla salsa, che balla baciata, che balla merengue, che pure tu dici la capa così, ce ne stanno. Allora, qual è il problema di fare musica napoletana cantata in napoletano, però facendo musica salsa, baciata, merengue, insomma, la gente ci sta, è che non è abituata, forse. Non è abituata, O no? anche perché forse ogni cosa deve essere venduta e data al modo giusto. Tu sei un grande in questo, quindi è per questo che stai riempiendo il cuore di tante persone in questo momento. Cavolo, però, Michelito, mamma mia, Veramente? come se me leva il cecchetto asciutto fisico, poi alla fine. Poi quando lei c'è un fisico qua, le telefonate iniziano una dietro l'altra. Scusi, È un problema. cambiamo discorso. Allora, comunque, andiamo avanti. Ci stava un saluto a tutti, in particolare al nostro maestro Michele, ha telefonato anche questa ragazza, un salutone. Allora, buonasera, volevo dire a Mario Basile, visto che non mi ha neanche salutata, ora gli tocca dedicarmi la canzone che io amo di più. Vediamo se indovina. Chi è? Ah, sì, questa sì, la conosco, questa ragazza. Mamango. Sì, dopo te la dedico. Allora, va bene, per il momento questi sono i messaggi, se arriva qualche altro messaggio cercherò di tenere un occhio sullo schermo per rispondere a tutti. Allora, praticamente abbiamo raccontato la storia, insomma, della mia avventura di salsa, ma non è stato soltanto salsa che io ho conosciuto, insomma, tu sai bene che c'è Cuba, c'è Puerto Rico, c'è la Colombia, c'è il Messico, ognuno ha il suo genere musicale, ma c'è sta pure Santo Domingo che è famosa per... Salsa anche. Sì, però... Baciata. Baciata. Allora, quanta gente che balla la baciata? Allora, la baciata è un ballo bellissimo, è molto sensuale, però nasce a Santo Domingo. Ma noi andiamo con un'altra baciata. Io ho fatto una baciata quest'anno di un cantante abbastanza famoso, perché Pedro Capо lo conoscono tutti quanti. E abbiamo fatto questa versione in napoletano, che è Calma. Siete pronti? Oh, calma, un pezzo che adesso sicuramente ci farai anche divertire, Allora, vero? Vogliamo spiegare a casa i passi fondamentali? Se uno vorrebbe ballare da solo, no? Da A casa. solo. Ok, A casa. molto semplice, la cosa bella è il rilassamento, dovete pensare di essere al mare, il sole, mojito, quindi molto rilassato. Mojito, sì. È importante, ok? Per ballare la baciata ci vogliono 4 passi, 4 tempi, o a destra o a sinistra. Con calma partite e fate 1, 2, 3, pausa, 1, 2, 3 e pausa, 1, 2, 3 e pausa, 1, 2, 3, pausa. La unica differenza tra noi due è che lei è donna e quindi dà un po' più di sensualità al valicentro e l'uomo rimane più qui. Detto questo, potete ballare tranquillamente la vostra baciata. Invitate la vostra dama, ovviamente cercate di essere vicino, comprendere confidenza e fate gli stessi passi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E in questo frattempo vi fate una chiacchierata, vi conoscete, vi parlate un pochettino. Quando siete annoiati prendete la donna e le fate un giro e poi dite musica maestro. Sembra che non vedono fidanzate. Vai, regia, calma. Quattro abbracci e un caffè, ma sono da tutte, si ti guarda, sa giocare, ti tengo sulla te, la tua mano, la mia mano, da tutto, scappiamo insieme, solo io e te, y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, studa tutto cosa, non pensa a nessuno.
nessuno, mi è tutto costume, tanto sia più bella. Ci stanno guardando sta fotomodelli, me gusta lento e contento, cara al viento, lento e contento, cara al viento. Pa' sentir la arena en los pies, pa' que el sol nos pite la piel, pa' jugar como niños dando cariño como la primera vez que te miré. Yo supe que estaría a tus pies desde que se tocaron la tua mano, la mia mano, da tutto scappiamo insieme sul io e te. Y vamos pa' la playa, pa' curarte l'alma, studia tutte cose, non pensa a nessuno, mi è tutto costume, tanto sia più bella, già stanno guardando sta fotomodella. Vamos pa' la playa, pa' curarte l'alma, studia tutte cose, non pensa a nessuno, mi è tutto costume, tanto sia più bella, già stanno guardando sta fotomodella. Y me gusta lento y contento, cara al viento, y lento y contento, cara al viento. Calma mi vida con calma, non serve che corrimma, faremo tutto giorno. Calma mi vita con calma, che non ci serve niente, si stiamo solo io e te. Calma mi vita con calma, non serve che corrimma, faremo tutto giorno. Calma mi vita con calma, che non ci serve niente, si stiamo solo io e te. Basile, baciata, domenicano, napolitano. Come on. Bellissima baciata di Pedro Capo che sarà anche qua in concerto. Mandiamo un saluto, Diamo un saluto. e tutta la musica latina, perché la musica latina penso che sia stata anche per te una grande scoperta. Sentite così familiare a Sì. questa musica ritmatica, no? Ma io penso una cosa, penso che noi napoletani già ce l'abbiamo nel sangue la musica latina. Anche La festa soprattutto. a no? Napoli, A Napoli è una grande burdelle, festa, capito? tutti i giorni una Cioè, festa. cioè, tu ce l'hai proprio qua. Allora quando tu, ecco ti dicevo, quando tu per esempio vai a Santo Domingo e entri in un locale, stanno tutti quanti là che solo che le vogliono fare, ballare, divertirsi, non vogliono mai lavorare. Non vogliono mai lavorare. Come napolitani pure. Vogliono dormire fino a tardi. Giustamente, La notte giustamente. vogliono fare tardi e allora dice è proprio napolitano. È proprio un napoletano. proprio. Poi c'è quello là che si distingue, ma al finale se tu ce l'hai nel sangue, come appena viro un burdello, che si dice la stessa parola, no? Uno Diciamo subito- che in America Sì, c'è sì. Miami, che la chiamano la piccola Havana, in Italia c'è Napoli, la piccola Havana. La piccola. Sì, a Miami sì, la chiamano la piccola perché sono tutti cubani là, no? La maggior parte. Tu sei stata a Miami tu? No, no, ancora no, però vorrei andare. In viaggio di, Pronto ci in andremo viaggio in di tour, nozze. pronto ci andremo in tour sicuramente. In viaggio di nozze. In viaggio di nozze? Andiamo a fare boost. La busta. Speriamo che lavoriamo quel giorno. E infatti quel giorno secondo me ci conviene che tu canti, io ballo e siamo a posto. E vediamo- Capito? Un regalo matrimonio. Senti, allora, che volevo dire? Ma tu ce la fai a ballare con questi tacchi? Sì, tranquillamente, Vai giù. non ti preoccupare. Ma può fare inquadrature su tacco? Cioè, questo è un delitto questo tacco. Pensa a quelle donne che stanno tutta la sera con i tacchi a ballare, camminare, muoversi tutto il tempo. Sì, però ballare secondo me è una cosa... Cioè, tu quando lavori in discoteca, no? Quanto tempo stai a ballare? Tutta la serata? 4-5 ore. Sì, Balli sempre con questi tacchi. sì, tranquillamente. Infatti c'è una Tranquillamente cosa- per lei. Perché sono abituata. infatti secondo me è assurdo, c'è sta tutta una sera. Vabbè, tu quanto tempo riesci a ballare sui tacchi? Io ancora non ci ho provato, però ho dei colleghi che lo fanno, Comunque le donne che ballano salsa stanno tutta la serata e questo
Sì, grande onore alle donne, grande onore alle donne. Sì, diventa... Grazie. Vabbè, comunque alla fine diciamo che comunque, allora, a finale noi napoletani siamo un po' latini. Sì, sì, Anche sì, se ci sta qualche napoletano che vuole fa l'americano. Anche. Ci Questo ci sta sempre. Allora, quando sono arrivato qua, sono arrivato ad aprile qua. Vabbè, noi ci conosciamo perché con Michelito già ho fatto un disco l'anno scorso, ho fatto un pezzo salsa, già lo conoscevo e io l'ho conosciuta quest'anno, ma quando sono arrivato qua, locali, tornato? sono tornato qua, locali pieni di persone che ballano salsa, pieni, cioè, tra lunedì e domenica ci stanno penso 10-15 locali che fanno musica latina Sì, in Campania. Ragazzi che sentono la musica reggaeton, piccia radio napoletane, anche la radio insomma musica reggaeton, o cantate in italiano o cantate in napoletano. Ma scusate, ma io ho tornato in Italia o sto ancora in Latino America? E allora, a proposito di questo, Però poi ti trovi, come dicevi tu, quello là che vuole strafare. vabbè, il discorso è questo qua, è che E vuol secondo fare me l'americano. sì, è perché comunque alla fine poi secondo me uno giustamente dovrebbe affrontare il discorso che uno ha delle origini, dovrebbe svilupparle, perché poi quando poi copi troppo, perché sai questo fatto che a me mi è successo quando vivevo a New York, no? E camminavo per strada, andavo nei locali, dicevo, ma tu sei napoletano? E cantaci una canzone di Nino D'Angelo, o cantaci una canzone di Mario Merlo, o Nino D'Angelo, o Sal Da Vinci, o Gigi Finizio, o Gigi D'Alessio. Cioè, alla fine la musica napoletana è questa qua, nel mondo. Ed è una cosa che ti fa pensare, perché dici, guarda, abbiamo avuto degli artisti che hanno esportato questa musica, cioè siamo arrivati oltre confine, oltre continente per questo tipo di musica. Ma se noi vogliamo continuare, dobbiamo seguire le ombre o comunque le orme delle persone che già hanno fatto questa musica e evoluzionarla. È inutile fare una cosa e rovinare quello, perché poi la musica napoletana è bella perché è molto melodica. E quindi praticamente questa cosa mi fece pensare, ho detto, ma come essa, chi si sanno solamente? Ma quelli sono i cantanti che hanno venuto là. E ci visto concerti e Gigi D'Alessio a New York è una cosa incredibile, sembrava Ricky Martin, hai capito? Stava strapieno. E allora dobbiamo essere orgogliosi della nostra napoletanità e di quello che hanno fatto i nostri predecessori, nel caso mio i cantanti prima di me, insomma, che comunque attualmente continuano a fare concerti in America. Allora, la prossima canzone che voglio farvi sentire è proprio un arrangiamento che ho fatto quando stavo in Brasile, ascoltando la musica che va là, e pensai, ma io sono con Brasile, cioè, ma vesto con mano napolitana, cioè, pare che voglio fare, chissà. Cioè, alla fine sono napolitana perché sono qua e vado trovando comunque chi mi fanno pochi pasta. Non mi mangio alla fine mi fece pensare, capito, quando Carosone cantava le sue canzoni dedicate agli stranieri, agli immigranti, roba varia. Mi venne in mente questa canzone, Tu vuoi fare l'americano, A no? proposito delle strafare, no? Come a proposito diciamo prima, a proposito di Tu vuoi fare l'americano, Tu vuoi fare l'americano. Qua, quante americano. Questa è arrivata pure a Cuba. Sì. Ha fatto pure una versione, aspetta, che lei fece una versione dance. Pitbull fece, Pappa l'americano. che poi fece. Pitbull è di origine cubana, solo che è cresciuto in America. Pitbull è cubano, io non Sì, sapevo. è cubano, è stato il primo a fusionare, a fare Latin pop, quella musica che ad oggi conoscono tutti quanti, però prima che arrivasse il reggaeton, lui faceva questo mix in Hispan-English, che è un linguaggio che si parla in alcune parti dell'America, tra cui Miami, che è una Tu fai l'americano, americano. Siéntame que tú fas. Tú beber la moda, ma se bevi whisky en soda, o tú siempre disturbas. Tu ballo reggaeton, tu giochi a baseball, ma sono pecame, chi te li dà la forza di mamma. Tu fai l'americano, ma sei nata in Napoli, ma non arriva tutto il mondo, Napoli, ma non arriva Napoli. 1, 2, 3, 4, come vengo morito, ok Napolità, tu vuoi fare l'americano, come te può capire chi te può prendere, se tu lo parli miezza americana, ti piace ballare, che tanto si è cattato, ma chi non ama
más quiero aprender. Mano para arriba, Napoli, Basile. Fuerte gazzuna con gusta marrado. Tanto pure la camisera isada. Passes campagnando per tu leve. Come a papa da fora. Tu fai l'americano, americano, americano. Siendo amigo fa. Tu vuoi vedere la moda ma se bevi whisky e soda quando siente disturba. Tu ballo il reggaeton, tu giochi a baseball, ma eso no pega a me. Chi te li dà la forza di mamma? Tu fai l'americano, americano, americano. Masina di Napoli, Masina di Napoli. Ma non arriva tutto il mondo, Napoli. Ma non arriva, ma non arriva Napoli. 1, 2, 3, 4. Come va Napoli? Ok, Napolita, tu mo fa l'americana. Come da bocca picchi, tu mo prende. Si tu lo parla miega americana. Tu piace ballare che tanto si è cantato. Ma chi non ama sai sempre carcerato in da studio. Tu si
Dice dalla mia parte. ¡Agua! Grande, Mario. Bueno. Oye, qué calor, qué calor, qué Parla un poco tu che sono Che calor, sì. Scrollati un po'. No, non mi posso... Ha esce il ragione. fisico fuori, capito? Ha ragione, poi, Fa poi troppo- iniziano mamma le telefonate estranee. Se arriva qualche telefonata, l'accogliamo. Se no continuiamo a parlare del nostro repertorio. Come potete vedere, insomma, devo andare per forza in palestra, perché per fare uno spettacolo così che dura abbastanza, insomma. Stiamo facendo un giro, vi stiamo portando proprio in Latino America, passando sempre per il grande porto di Napoli. Eh sì, perché insomma abbiamo fatto una salsa, abbiamo fatto una baciata, abbiamo fatto questo pezzo qua che insomma Funky un brasiliano. brasiliano. Poi ci sono anche altre situazioni, insomma, se sopravviviamo, io sì, ma cioè loro sì, io non lo so. Insomma, perché loro, ma come sta sicco, chi non mangia, è normale. Allora a muoversi, non dicevo niente. Anche Giulia, sì, vabbè, è 2 metri alta, però non ha grasso, non porta niente di peso appresso. Io, insomma... E pensare che mia moglie, mia suocera, alla quale saluto, mi fa mangiare tanto. Ma ti sta guardando tua E moglie? mi fa mangiare, sì, e spero che sì, amore, se mi stai guardando, un bacio per te, la nostra piccola Clami, un bacione per te. Piccola... Ti amo, ti Quando amo. c'ha? Adesso domani farà 3 mesi. Domani 5 fa 3 mesi. Domani 3 mesi. 3 mesi. Wow, è proprio, capite? Una meraviglia. Sì, piccolissima. La cosa più bella che abbia mai fatto, veramente, insieme a mia moglie, che è uno spettacolo. Un bacio a voi. Tua moglie è napoletano, no? Mia moglie sì, no, diciamo che è di Caserta. Voi? È di Caserta. Però cresciuta quasi sempre con amicizie di Napoli, quindi è molto napolitana di indole. Perché faccio questo? Perché all'inizio, che stavo qua, per me Caserta Napoli era la stessa cosa. Fino a che un giorno un napoletano mi ha detto no, un napoletano è napoletano e non c'entra niente con il resto dell'Italia. E allora da allora ci ha capito che Napoli è un mondo a parte. Un saluto per tutti i miei amici napoletani che stanno Vabbè, guardando. comunque un saluto anche a tutti gli amici di Caserta, che comunque ne abbiamo tanti a Caserta. Assolutamente. E comunque anche là va forte la musica latina. Tu vivi, cioè, questo sai dove vive? Questo? Oggi ti sono venuto a prendere a casa. Cioè, sapete dove vive lei? Cioè, ero vivo. Io abito a Calada Capodichino. Cioè, sta proprio capito, cioè, proprio che, cioè, Lei è l'aeroporto. cioè lei, Lei ma è poi nella l'aeroporto. calata di cioè, sta La proprio vera Napoli. in un centro, capito, cioè proprio del Napoli. Io quando sono chiuso là, già quando lei è scesa dalle scale, dice, ma la gente non dice niente, dice, ma chi è questa tipa che lo sanno che fai la ballerina? Oh, Sì, lo sanno che faccio la che ballerina. è scesa così, è scesa così. possono Allora, pensare ci sta un'altra due cosa. motorini che portavano così un motorino. La signora si è affacciata dal balcone e ha detto, guarda come sei vestito oggi, cioè, perché quello a Napoli sì. Ma penso che lo sanno che lei fa la ballerina, perché così combinata a Roma e a Napoli c'è non è che può fare. Cioè, Pure io da- approfitto O fa la ballerina o si è messo la vita. Sicuramente una ragazza bella come lei, con tanto glamour, come si dice. Grazie. E pure io approfitto per salutare a tutti gli amici miei di Napoli, pure di Spagna, dell'Europa, da Cuba, da ovunque. E pure per inviarle un bacio grande a mio marito. Ti amo tesoro. Wow! Francesco, quelle pizze passano a 3. Allora, perché poi alla fine anche lei si è sposata con un napoletano doc. Cioè proprio, capite, è proprio napoletano. Come si fa? Quelli là Napoli? proprio, capite? Cioè, ed è una bella cosa, perché c'è questo che volevo dire, come si dice? Intercambio Intercambio culturale, diciamo che noi ci cambiamo la cultura, poi ci cambiamo anche il letto e quindi... Che? Vabbè, andiamo avanti. Allora, seguiamo il nostro percorso. Allora, ricordiamo che in tutto questo noi il 16 giugno iniziamo il nostro primo concerto a Piazzolla di Nola. Abbiamo già ringraziato prima il comitato. Saremo con questo show live dove ci siamo noi, in più c'è il nostro DJ. È un bel spettacolo, perché oltre a cantare Vi aspettiamo in tanti. noi facciamo anche Musica, ballo e divertimento. Sì, questo è quello che vogliamo fare. Poi non vi preoccupate se non sapete ballare, perché tanto comunque loro si mettono là e vi fanno vedere tutti i passi. Ci sono tante altre sorprese.
Io continuo a suonare comunque nella radio con questa canzone Core che ha un mesetto, poi tra un mese uscirà un'altra canzone più o meno, tra un paio di settimane, 3 settimane, vediamo un po'. Approfitto un'altra volta per salutare i fratelli Marigliano, Ciro e Enzo che mi hanno invitato, grazie a loro insomma stiamo facendo questo percorso alla televisione e anche alla radio, ok? Ma vogliamo seguire, continuiamo con un altro pezzo molto 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 ritmato che sempre viene da Cuba. Madre. Candela. Io a Cuba la chiamo madre. Ci hai perdonato Guillermo questa canzone. Io a Cuba la chiamo madre. Ma anzi io direi una cosa, cambiamo la scaletta. Perché Facciamo un no? pezzo Possiamo ancora. anche- No, beh, seguiamo con la scaletta perché possiamo saluto anche improvvisare. Pino che sta dietro alla regia e ci sta dando un grande aiuto questa sera. Nessuno saluto mai, io voglio bene, saluto, grazie Pino per stare sempre e sopportare sempre in silenzio, come diceva Massimo Traisi, la mia testa sotto i piedi tuoi e se vuoi ti puoi anche muovere. Insomma. Bueno, andiamo avanti con Malecon. Se tu mandas si sta cercando a me, so meglio moga quando stiamo con te. Sto meglio sulla tavola accompagnato, non mi sento più fortunato. I vacanze cantando e ballando e non mi importa niente più di te. Hasta que se seque el malecón, hasta que se seque el malecón, hasta que se seque el malecón. Troppo cago me la sara y tu churu so cañado su pancho que pilaba no so con nada caravana. Mamma sendo fortunato perché non te tengo più che la cama sta soffrendo che la mosi solo tu. Quindi che si guardiera ma cammino più felice ma cammina cagovana e tu sai che mano a mano tu mi invito tutte sere per fare alla 1, alla 2, alla 3 hasta que se seque el malecón, hasta que se seque el malecón y yo hasta que se seque el malecón. Se comandaste stai cercando a me, ahora no me pueda por eso. Sto meglio moga quando stiamo con te, ahora no me pueda por eso. Sto meglio su una camera accompagnato, ahora no me pueda por eso. Y eso, ahora no me pueda por eso. Quando sta storia poi per mi so fatta una ragione, mi so fatto un biglietto, mi so aiutato per la Habana, mi so pure innamorato di una cubana. Poco problema non lo tengo si divide sei morendo otra vez que te dejo con la mano al aire aspettando tu deseo no guardiera a me sulle pared a la 1, a la 2, a la 3 otra vez te dejo con la mano al aire pa' que te lo goce lo baile a la 1, a la 2, a la 3 otra vez con la mano al aire pa' que lo goce lo baile al derecho al revés. Hasta que se seque el malecón y yo hasta que se seque el malecón. Esa yuta por la Habana, mamá tornan a cubana. Hasta que se seque el malecón. Mano para arriba Napoli, cha. Arremudado de guayú, Basile. Otra vez te dejo con la mano al aire pa' que te lo goce lo baile a la 1, a la 2, a la 3 otra vez con la mano al aire pa' que lo goce lo baile al derecho al revés a la 1, díselo hasta que se seque el malecón y yo hasta que se seque el malecón. Esa yuta por la Habana, mamá tornan a cubana. Hasta que se seque el malecón. Mano para arriba Napoli, cha. Arremudado de guayú, Basile.
Allora, Sai che vuol dire questa frase? adesso lo spieghi tu. Sai che vuol dire questa frase? Se secca il malecón, quando diceva il coro, Hasta che si secca il malecón. Vuoi dire fino all'infinito? Perché è come dire quando si asciuga il mare. E quando si asciugherà un mare? A meno... e chi si tiembra, lascia In stare, questi chi si tempi, lascia stare. infatti è una frase che secondo me non conviene dire tanto perché per come stanno andando le cose. Però, insomma, racconta bene questa storia di come nasce questo Sì, pezzo. nasce proprio a Cuba in una frase popolare perché il cubano da quello che si dice tutti i giorni nasce una strofa, nasce una poesia che poi diventa canzone. Quindi c'era questa frase comune nel parlare. Per dire che una cosa sarebbe stata durata fino all'infinito si diceva hasta che se seque il malecón. E c'è il nostro cantante del reggaeton cubano Jacob Forever, a cui mandiamo un saluto, che sta in gira per l'Europa, che ha fatto un pezzo su questa canzone che poi ha dato la possibilità a tanti altri artisti di essere conosciuti nel mondo. Quindi la nostra amicizia, la nostra salute, le nostre cose belle devono durare hasta che se seque il malecón. malecón. Che a Napoli potrebbe essere a Massabuno fino a quando non si secca il lungomare. Perché Un il lungomare, lungomare di perché- Napoli, perché molti napoletani non sono stati a Lavana. Uno si Però pensa- vogliamo dire È che quasi pure uguale, a Habana noi abbiamo il lungomare molto simile a quello È uguale, che avete quasi- voi a Napoli. Solo Quindi... che là ci sono meno luci, però Giustamente. ci sono ma è meno vero, luci, è ma è vero. la stessa, È la stessa cosa. E le macchine, voi avete le macchine moderne, noi abbiamo le macchine c'abbiamo- anni 50. Però se togli questo, è la fotografia Napoli, lungomare, Havana, lungomare, è quasi uguale. È quasi uguale. Vabbè, però la pizza non la fanno là. No. Qual è un piatto tipico che fanno a Lavana? Dai, un piatto, raccontami tu. Alla Habana, allora noi cubani sempre mangiamo con il riso. Arroz si Sempre, dice, no? Con Riso. il arroz. Con E il il riso, sai, il riso. Riso e fagiole, quasi sempre, però Riso e anche fagioli. aggiungiamo sì, della carne, delle cose che alla Habana, Miguelito lo puoi dire che è habanero perché io non sono habanera. Sì, diciamo che il cibo dalla sua parte che è la parte più orientale della Havana, perché diverso. Cuba, a differenza dell'Italia, che è in verticale, è in orizzontale, quindi voi avete nord e sud, noi abbiamo est e ovest, no? Oriente, quindi la parte orientale cucinano meglio. Noi a Havana, diciamo che come diceva Vai, la continua mia a parlare. collega, Fa delle riso non può cose un po' mancare mai. più, E il più riso tranquille. per noi non è un primo piatto, ma è un contorno che viene di contorno al piatto forte, quale può essere la carne o il pesce. Quindi noi, a prescindere del piatto forte che ci sta sempre il riso che l'accompagna, poi c'è un po' di insalata e poi ci può essere qualche altro contorno, quale può essere magari la banana fritta in un modo molto particolare che lo facciamo noi. E così altri la patata, le patatine fritte, però forte sempre il riso, carne, pollo, pesce, quindi Sì. questo Sì, è questo- un unico piatto, però noi mangiamo un unico piatto tutto. Così risparmiamo, non sporchiamo tante cose e facciamo subito. Lui ya no può parlare perché solo a pensare la comida cubana è molto difficile per noi. Marone, come Anche dire? se è molto simile anche alla comida napolitana. Ma quando mai? Sì, Noi a sì, Napoli sì, cuciniamo come tutto col- condimento, come perché dice voi Totò, noi napolitani- cuciniamo tutto con l'olio. Perciò Le macchie pure ce le noi, facciamo con d'olio. l'olio, tutti i condimenti, Tutto tutte con le cose, l'olio. pure noi cubani Poi noi cuciniamo così. poi tu comunque poi qualche domenica tu prendi tua moglie e la tua bambina, tu pigli a Francesco e vai da mangiare a casa di mia mamma. Che è una guerra. A domenica a Napoli è una guerra. Quando tu a Napoli tu ti siedi a tavola all'1 alle 2 e non sai quando ti Quando apri. finisce. Allora viene prima e poi prima si sei così, cioè siete così magri. È vero, O no? è vero, è vero. Venite Pensa prima a che mangiare a casa da mia mamma. A Cuba alcuni amici, no, che conosco e le prime volte che andavo mi dicevano sempre: ma tu perché non fai in modo di portarmi in Italia, poi là apriamo un ristorante, facciamo la cucina, li insegniamo a loro come si mangia. E io li guardavo come dicendo: che peccato che guarda, non è neanche possibile farlo, se no faremmo le figuramente, perché voi avete 370 pasta, cioè tipi di pasta, Sì, quindi sì. potete mangiare un piatto di pasta al giorno per tutti i giorni dell'anno diverso. Già Vabbè, questo per ma- noi è impossibile. Ci stanno tante cose. Volevo fare dei saluti. Allora, prima di tutto allora, Orsola e Carmela di Casa Marciano, vi voglio bene, grazie per seguirmi sempre.
Comunque grazie per i complimenti, tutte le sere mi seguono, vi voglio bene, un saluto a tutti gli amici di Casa Marciano. Poi qua Miguel ci sono dei saluti per tutti quanti noi da parte di tua moglie e Clami. Grazie, un bacione, grazie. un bacione. Poi ci sono complimenti, Mario Basile dalla cugina Maria, sono orgoglioso di te. Anche io sono orgoglioso di tenere una cugina come Maria Pignatelli da Nola. Ti voglio bene a te, a tua sorella, a Federico e a zia Anna. Un bacione a tutti quanti per seguirmi, sempre ogni sera. Saluto quindi a tutti gli amici di Nola, tutti i miei familiari, anche ai familiari loro che stanno a Cuba ma non vogliono sentire, però insomma, vai. Chissà. Ci sono molti se amici il che mi hanno pacchetto scritto, arriva. volevo salutare anche molti amici che mi hanno scritto, che stavano seguendo la diretta in Facebook, che sono del nord, che sono di Padova. E ringrazio la famiglia Tambaro, gli amici di Bologna, che poi alla fine sono tutti quanti napoletani che vivono al nord, non emigranti, lavorano al nord, cioè significa che con la testa e con il cuore sono sempre a Napoli. Va bene? Allora io direi di passare con un altro pezzo, però prima di fare questo pezzo vorrei cantare il mio pezzo, un pezzo nuovo che uscirà tra 15 giorni, penso, tra 20 giorni. Domani? Esce domani, allora auguri. Auguri, in bocca al lupo, mi raccomando. Auguri, grazie. Andatelo a vedere. Allora, domani esce questa canzone nuova, insomma, che è tratta dall'album che io ho scritto. E prego Pino se può mettermi questa canzone che è Me Manco. Ci via su tiempo, ma dimmi tu a che serve sta lontana te, si ci penso e mi manca, oh vero che per me non serve a niente, sta decisione e ci via su tiempo, e dimmi tu, dimmi una volta sola. Suonato giorno senza te, pure se non tengo tempi pensa a te. Son che 5 la mattina non ha dormito ancora, ma che posso fare penso solo a te. Rinda che sta casa non ti trovo più, rinda che sta casa non mi trovo più. Son che 5 la mattina non ha dormito ancora, ma perché mi manca tu. Quando tempo ti immagino ancora soffri, per poter parlare ancora non poco con te. Ma mi sapessi tutto che la cazzo di, ma mi sapessi che la cama fa morire. Dimmi quando ti ancora ci aspetta, per poter parlare ancora non poco con te. Ma mi sapessi tutto che la cazzo di, ma mi sapessi di solo. E mi manca, oh vero che per me non serve a niente, sta decisione e ci piglia sto tempo. E dimmi tu, dimmi una volta sola a che serve. E mi manca, oh vero che per me non serve a niente, sta decisione e ci piglia sto tempo. E dimmi ancora, spiegami una volta sola a che serve, se io ti penso. Yo! Oggi fa un mese che non scrivo più, si ti chiama a casa non rispondo tu. Sto cercando di rindere pagine sociali, non ti nego neanche se ti cerco rindere Facebook. Dimmi quando ti ancora già aspetta, per poter parlare ancora non mi con te. E mo che sapessi tutto che la cazza di, mo che sapessi di scegliere. Mi manca, oh vero che per me non serve a niente, sta decisione e ci piglia sto tempo. Ma dimmi tu a che serve sta distante, se io ti penso e mi manca, oh vero che per
Basile. Allora, vabbè, questa esce Bella. domani questa canzone. Bella, bella, guarda, mi sono emozionato. Ma perché tu hai capito qualcosa? Sì, come no. Normale. Siamo a Ma Napoli. guarda che noi siamo qui da non Cioè, poco. se io ti parlo napoletano, tu capisci? Io capisco tutte cose. Tutte cose. Ma ci capì prima che capa tieni. E poi amo parlare. Non ci ho capito, continua. Non ci ho capito, spiegamelo da voi. No, diciamo che il napoletano oramai è un linguaggio nel mondo. Ah, allora dicevo giustamente perché comunque devo fare anche un saluto a mio padre e mia madre che stanno là insieme a tutte. Allora, questa canzone era dedicata a mia sorella, che diciamo giustamente è la mia prima fans. Diciamo. Sì, è dedicata a mia sorella quando è la Yolanda famiglia Basile, sostenente. al suo marito Antonio, ai miei nipoti, insomma, tra cui uno sta qua. Oggi si è fatto interessare un pari scarpette e un pari parasting. E non sapi qua. Ah, ok. Sei qua? Così occupa lui. Allora un saluto a mia sorella e suo marito Antonio che sempre mi seguono e ci vediamo a Piazzolla. Ricordiamo il 16 giugno per il nostro primo concerto Basile Live. Burdello, vai, arruvutato, non sapete capire niente. Va bene? Allora, domani uscirà questa canzone Mo Manca. E grazie anche, un ringraziamento anche un'altra volta alla Med, a Dino e alla signora Patrizia. Tu la conosciuta la signora Patrizia? No, non ancora. Una chiamata? Sì, vediamo chi c'è in linea. Ciao, pronto? Buonasera, Buonasera. volevo ringraziarti per questa dedica speciale. E chi è? Mi manca, l'hai dedicata prima, che dovevi indovinare chi era. Bravo, maestro, complimenti perché lei ci ha fatto ballare tutta la serata. Prego. Complimenti anche alla ballerina, soprattutto per le sue scarpe. Grazie, grazie. Ma tu sei Carmela? No, mi dispiace, io chiamo da Piazzolla, infatti volevo ricordarti di dire più spesso il giorno in cui verrai qui da noi a Piazzolla. Il 16 giugno, l'abbiamo detto. L'abbiamo c'è- appena detto. Il 16 giugno. Mario, sei un grande. Ui, Antonio caro, Aspettiamo tutti. un abbraccione. Avete mangiato? A Rossa Roberta, abbiamo Roberta, dove sta mangiato. Roberta? Ciao, Dio! Ciao Robby, come stai? Mi vedi? Bene! Come stai? Hai mangiato, zio? Ma come stai ancora sveglia, zio? 10:30. Sei ancora sveglia? E a nanna, dai. Dio! Va bene, domani ti vengo a trovare, eh? Va bene, comunque grazie ancora per la dedica e un in bocca al lupo per tutto. Buona serata. Ciao, grazie per aver chiamato. Ciao. Ciao sorella. Sorella. Allora, vediamo se ci sta qualche altro messaggio qua. Insomma, vabbè, ce ne stanno un po'. Abbiamo salutato tutta la famiglia Pignatelli. Un saluto a tutta la famiglia Pignatelli. Diciamo che ci resta poco, ci resta 10 minuti. Insomma, facciamo un pezzo. Ok. Faccio un pezzo, che pezzo posso fare? Manca ancora qualche pezzo. Volevo fare. Vabbè, tutti quanti sanno che, insomma, chi mi conosce, io sono nuovo a Napoli, però sanno che io praticamente ho iniziato prima di tutto suonando la batteria per tanti anni con diversi cantanti napoletani, poi nazionali, ho suonato al Festival di Napoli, ho suonato con Gragnanello, Bennato, ma prima di tutto la mia esperienza è nata, lo dico sempre, con Franco Ricciardi, ho suonato 10 anni, siamo amici, insomma, ed è stato anche grazie a lui che mi sono messo in questo a cantare, insomma, perché io suonavo e mi ha sempre detto, ma perché non canto? Perché voglio suonare. Poi quando era arrivato il momento che volevo cantare me ne sono andato alla Latina America. Vabbè, io ho fatto comunque una versione di una canzone sua che sempre mi ricordo quando ero piccolo, io ho iniziato a 10 anni a suonare con Franco e mi piaceva tanto questa canzone e volevo fare una versione un po' più moderna, insomma trap diciamo, di questa canzone che si chiama Caro Papà. Grazie Pino.
Il primo passo insieme camminavo con te vicino, cantava una canzone, io orgoglioso ma non parlavo. Era una allungata, si qualche paio di combinato. La sera mi ritirava per da traveglia e suono, non mi aspettava. Una sigaretta che preparava una tassonata. La mia prima ragazza che un desiderio di dirlo a lui. Che scorda, mo che potesse ridere, mo che potesse chiamare mamma. Non ci sai, mo che volesse ridere, mo che volesse chiamare, se manco ride non resta canzone, e sto cantando a te caro papà, ma non mi sento, tu non ci stai. Sono più cresciuta, non sai che sta lavorando una sera, una casa pezzale, che non ancora mille pensieri, ma dormo posto poi, guardando ancora fotografie, mamma, vita romana e lacrime vive, sono per suonare. Via pugno sonno e sta fermando ma non si dà. Faccio da si mosceta, si sulla un'ombra da se ne va. Mamma, mo che potesse ridere, mo che potesse chiamare mamma. Ma non mi sento, tu ci sai. Mo che potesse ridere, mo che potesse chiamare, se manco ride dove sta canzone, a sto cantando che Oh, bueno. Allora, io direi subito di passare a un pezzo domenicano, perché ci manca una cosa domenicana, ci manca una cosa forte per chiudere. Un solo brano, salutiamo prima del brano. Ok, allora salutiamo tutti le persone che ci hanno ascoltato. Grazie Giulia. Grazie Michelito. Grazie a tutti, Ci vediamo buon lunedì giorno. prossimo con questo brano, un merengue sabroso. Ok? Vai col merenguito. Y para los que no sepan bailar, vengan a aprender. Ah, martedì prossimo, scusate, ma ci confuso. Martedì prossimo alle 9 di sera, ok? Il titolo del brano è questo qua, Ma chi te pensa ciù? Basile. Repubblica Dominicana.
merenguito sabroso. Ma chi te pensi più, ci non te voglio più. Ma chi te pensi più, ci non te voglio più. No, non mi importa più, no, non te voglio più. No, non mi importa più, no, non te voglio più. Ma chi te pensi più, ci non te voglio più. Ma chi te pensi più, io non te voglio più. No, non mi importa più, no, non te voglio più. No, non mi importa più, no, non te voglio più. Stai soffrendo e stai bavando che la che ne fatta a me. Stai soffrendo e stai bavando che la che ne fatta a me. Saccio che sei insieme a nata chi non ne vanno più. Saccio che sei insieme a nata chi non ne vanno più. No, ma chi te pensi più, ci non te voglio più. Ma chi te pensi più, ci non te voglio più. No, non mi importa più, no, non te voglio più. No, non mi importa più, no, non te voglio più. Ma chi te pensi più, ci non te voglio più. Ma chi te pensi più, io non te voglio più. No, non mi importa più. No, non te voglio più, no, non mi importa più, no, non te voglio più. Napoli, ma non arriva, cia, 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 cia. Sabor. Ma chi te pensi più, ci non te voglio più. Ma chi te pensi più, ci non te voglio più. No, non mi importa più, no, non te voglio più. No, non mi importa più, no, non te voglio più. Ma chi te pensi più, io non te voglio più. No, non mi importa più, no, non te voglio più. No, non mi importa più, no, non te voglio più. No, non mi importa più, no, non te voglio più. Stai soffrendo e stai bavando che la che ne fatta a me. Stai soffrendo e stai bavando che la che ne fatta a me. Rico. Come? Basile. Mano per arriba a Napoli. Mambo, 1, 2. Sabor. Mano arriba. Come? Aha. Merenguito. Vado a disparare. Yes, I know my way, ma non è come portata tu. Ah, yes, I know my way, ma non mi fotto giù, non mi fotto giù. Tu hai diritti resta bene, vado a tanti spare. Pino, sei sempre qua. Yes, I know.
Eccoci. Buonasera. Io poi faccio sempre confusione tra il microfono per cantare e il microfono per parlare. Innanzitutto buonasera a tutti. Spero che avete passato una bella settimana. Questa seconda puntata di questo programma, La vita che vorrei, che racconta sempre, io voglio sempre ricordarlo, stasera dedichiamo un po' di tempo in più. Perché? Perché da domani questo disco lo troverete in tutti i negozi Euronics, Tufano, quindi Casoria, Auchan di Mugnano, Giuliano, Centro Commerciale Campania e specialmente al Centro Commerciale Medi di Teverola, all'interno della Mondadori, dove noi sabato faremo il primo firmacopie alle ore 18:30. Quindi da domani chi va a comprare questo disco alla Mondadori a Teverola avrà diritto a questo pass prioritario per fare poi il firmacopie e le foto sabato. Quindi noi da martedì scorso stiamo presentando questo disco, sui social sta andando molto forte, su Spotify siamo ancora in classifica e di questo vi ringrazio tantissimo. Una cosa importante, potete interagire in diretta tramite il numero telefonico e tramite il numero di WhatsApp, che dopo magari vi comunico perché non ho preso. Adesso andiamo con la prima canzone subito, così poi dopo interagiamo con voi. E quindi andiamo con una canzone del nuovo disco che si intitola Perché. Fermati, guardami, dimmi perché non vuoi parlare. Mi sembra strano, non so che dire, non sacci più che già pensa. Fermati, parlami, dimmi forse vuoi che già cagna. Però tu giuro che per me sei solo, io vedo luce grazie a te. Non ti conosco più, per me non sei più tu. Si cerca di passare, tu te ne vai. Si può ricominciare, amore mio, pare che te mise contro me. Perché mi fa così? Perché non vuoi capire? Che si perdesse a te, perde una parte me. Dimmi come già fa, una soluzione ci sta. Perché non vuoi vedere sta vita insieme a me? Non ti vuoi far spogliare e non mi vuoi parlare, ma chi ci sta? Forse punata ti sento già. Stringimi, abbracciami, forse tu così mi puoi spiegare. Oppure fallo con una canzone e sacci che la già fa. Pare che non ci stai e già mi manca assai. Chissà se resterai o te ne andrai. Se ferma pure il tempo, se ferma la vita mia, eppure a terra mo si può fermare. Perché mi fa così? Perché non vuoi capire? Che si perdesse a te, perde una parte me. Dimmi come già fa, una soluzione ci sta. Perché non puoi vedere sta vita insieme a me? Non ti vuoi far spogliare e non mi vuoi parlare, ma chi ci sta? Forse punata ti sento già.
insieme a me, non te vuoi far spugliare e non mi vuoi parlare, ma chi ci sta? Forse cunata te sente già. Grazie, questa era Perché dal nuovo disco. Saluto anche l'autore che ha scritto con me questo pezzo, Salvatore Principe. Saluto sempre il maestro Carmine Liberati per aver arrangiato e curato la direzione artistica di questo disco, insieme ad Amedeo Perrotta, che saluto, e a tutti i musicisti che hanno suonato in questo disco. Io vi ricordo sempre... Vabbè, innanzitutto arrivano già i messaggi, quindi leggo già un primo messaggino, poi magari vi ricordo il numero se me lo fate avere, così lo ricordiamo anche per la diretta. Allora, un grandissimo saluto, perché ovviamente ci stanno guardando, alla nostra amata pizzeria Diavoletti Sant'Antimo, che sono i primi questa sera a messaggiarci. Ragazzi, sovraimpressione, avete il numero per la diretta per interagire con noi in diretta, e poi avete la possibilità di mandare un messaggino WhatsApp. Noi cercheremo di salutarvi tutti. Vi voglio raccontare di qualche appuntamento importante. Come vi dicevo, oltre a quello di sabato, dove c'è questo primo firmacopie al centro commerciale Medili Teverola, e ce ne saranno altri. Stiamo programmando alcuni in store anche all'Auchan, altri centri commerciali in zona, e quindi nei prossimi giorni gireremo un nuovo video di una nuova canzone, quindi sempre del disco, quindi ci sono tante novità. Innanzitutto direi, la regia qua mi deve aiutare con un grande applauso. Vi voglio ringraziare perché in 20 giorni 28.000 visualizzazioni. Grazie. E invece in soli 6 giorni su Spotify siamo nella top 50 Italia degli album più ascoltati. E per me è un orgoglio, perché con un disco al 90% in lingua napoletana stare nella top italiana per me è un vanto e un orgoglio. Io direi di andare magari avanti con la prossima canzone, così poi dopo prendiamo qualche diretta. La prossima canzone è uscita qualche mese fa, un bel video, ha avuto anche un discreto successo, e si intitola Chi si. Tinte carezze che non hai mai dato, tinte sospiri che non hai mai sentito, quando dormivo a fianco a mezzo cuore, per tutte le notti senza mai fare amore. Credimi, non è stata colpa mia, se tu da me non hai mai avuto niente che le che cercavo, e non mi scordo più. Chi sì, tu mi hai imbrogliato tutti i sentimenti. Chi sì, tu sei il coraggio che mi manca. Chi sì, tu sei un suono che non è mai fornuto, ma stasera chi sì, tu sei la speranza che ne poche sono, ancora potrà sì, dentro sta vita che non è mai stata come volevo tu. Per troppe notti siamo stati insieme, ma non eri tu. Giuro che non so più che la persona che quando sbaglia poi non ti perdona. Potessi stare soli pure 1000 anni, ma non ti accorgi come passa il tempo. E mo che scrivo per te sta canzone, per te sentire un poco più vicina. No, non è fornuta e non ci credo. Venissimo a te con 100 rose, sfido destino che ci va lontano, perché sta guerra l'ha vinciuto il cuore. Dimmi che tu non sei mai stata nata, nella buccia per te tenere lontano.
a chi mi dice che non mi fai bene, tu mi appartieni e nessuno più. Chi sei? Tu mi hai imbrugliato tutti i sentimenti, chi sei? Tu sei il coraggio che mi manca, chi sei? Tu sei un suono che non è mai fornuto, ma stasera chi sei? Tu sei la speranza che non poche sono ancora potrà sì, rinda sta vita che non è mai stata come volevi tu, per troppe notti siamo stati insieme. Per troppe notti siamo stati insieme, ma non eri tu. E grazie, questa era Chi sì, una canzone di cui vi invito sempre a guardare il video, anche se è di qualche mese fa, però un bel video, diciamo un video che fa parte di tre video che noi abbiamo lanciato come progetto, cioè infatti saluto Salvatore Majorano, il regista di questi 3 video, dove noi abbiamo fatto dei mini film, infatti mi pare che il video che dura di meno, dura circa 9 minuti, dove simuliamo proprio una scenografia stile film, quindi vi invito a vedere il video di Chi sì. Io leggo qualche messaggino, se c'è qualche diretta la prendiamo volentieri, così parliamo con il pubblico da casa. Allora, leggiamo subito. Allora, ciao Nello, buonasera, sei bellissimo e bravissimo. Vabbè, grazie. Sulla seconda ti ringrazio, sulla prima penso che secondo me il canale non prende bene. Vorrei salutare la mia famiglia, ma soprattutto a mio fratello Nicola con una presta libertà e gli dedichi la canzone Chi sì. È un caso, l'abbiamo appena cantata, quindi la dedichiamo a Nicola. Nicola, una presta libertà a te e tutta la tua famiglia e a tuo fratello che ti ha fatto questa dedica. Poi salutiamo alla grande Nello, salutami Leopoldo. E noi lo salutiamo perché è qui con noi. Io direi di fare, regia, un applauso a Leopoldo Scotti, il mio sponsor, il main sponsor. Ovviamente salutiamo anche il gatto la volpe autolavaggio e lo studio del dottor avvocato Leopoldo Scotti. Gli facciamo un altro applauso. C'è qualche... da Isidoro, ovviamente. Da Isidoro, è arrivato in ritardo. Poi salutiamo il bar Angels e ovviamente a Isidoro Maiello che ci sta seguendo e ovviamente alla signorina Maria Scotti che è qua presente con noi, che è la figlia di Leopoldo Scotti. E l'applauso però, Reggi, ci siamo dimenticati? Ci autoapplaudiamo. C'è qualche diretta o possiamo andare avanti? Andiamo avanti? Allora, noi ripetiamo, se mi dite il numero io magari lo ripeto, perché pare che quando dichi... no? Non c'è? Sta in onda? Allora ragazzi, per i messaggi WhatsApp non si pagano, tanto state col wifi, penso che potete mandare quello che volete. Per la diretta, chiamate in diretta, potete fare qualsiasi saluto, dedica o complimento, insulto, come volete. Noi andiamo allora avanti con la prossima canzone, che è una canzone a cui io tengo particolarmente perché è stato l'inizio di questo progetto, perché voi dovete pensare che quando si scrive un disco si parte sempre da una canzone, c'è sempre una prima canzone. E la prima canzone di questo disco, che è nata quasi 1 annetto e mezzo fa, mi ha portato tanta fortuna, è una canzone che ancora oggi viene richiesta in ogni mio spettacolo live, in teatro, nelle piazze, ed è una canzone che ancora su YouTube, sulle radio, comunque è richiestissima e va bene. E quindi, sempre dal nuovo disco, perché la traccia di questo nuovo disco, la prima traccia, Innamorati te. Colpa dell'età, sei un amore svanito e non sono cambiato
continuare a sbagliare mi porta lontano, perché che coraggio che tengo, stasera ti voglio vedere. Ma se tu con un vaso ti puoi innamorare senza far moro cuore, ti rubato già. L'unica storia che ancora mi può far cagnare. Mi sono innamorato di te perché sei diversa a me e nessuno ti può vincere, Non ci credo che tu sei la fine per me, lascia tutti i pensieri e fa pace con me. L'unica femmina ancora che hai voglia per me. E la verità, quando siamo lontani sembriamo due strani io e te, e non trovo nemmeno coraggio per te fidare. Ma che scema che non l'hai capiti, sto male, sì male stai tu. Ma se tu con un vaso ti puoi innamorare senza far moro cuore, ti rubato già. Tu sei l'unica storia che ancora mi può far cagnare. Mi sono innamorato di te perché sei diversa a me e nessuno ti può vincere. Non ci credo che tu sei la fine per me, lascia tutti i pensieri e fa pace con me. Tu sei l'unica femmina ancora che hai voglia, l'unica femmina ancora che hai voglia, l'unica femmina ancora che hai voglia per me. E nessuno ti può vincere. Non ci credo che tu sei la fine per me, lascia tutti i pensieri e fa pace con me. Tu sei l'unica femmina ancora che hai voglia per me. Grazie. Questa era Innamorati di te, un brano sempre che c'è sempre un video su YouTube di questo brano, un brano a cui sono particolarmente legato perché è estivo, diciamo, è un brano sempre attuale. Io direi, non so, siamo in diretta sempre su Facebook, giusto? Siamo sempre in diretta su Facebook, quindi devo fare una cosa in diretta con voi perché sennò dopo, giustamente, il signor Fontana, a cui farei un grande applauso, mi ammazza e quindi lo facciamo subito. Un secondo, che devo condividere. Per chi volesse, siamo in diretta anche su. Un secondo. Poi continuate a mandare i messaggi, chiamate in diretta. Stasera non lo so se stanno i telefoni. Che è successo? Ne approfitto anche per dire che un'altra cosa molto importante perché ho dimenticato. Saluto Boston Everett, un altro mio sponsor, direi di fare un applauso. Saluto Mimmo Pedata, fare sempre un applauso da Sant'Antimo. È una cosa importante, dovete pensare, chi comunque mi sbircia sui social sa comunque un po', diciamo, la giornata particolare che è oggi. E direi di fare un grande applauso e un grande augurio alla mia piccolina Chanel che fa 2 anni, quindi direi di fare un grande applauso. E niente, vediamo se arriva qualche messaggio, così leggiamo. Condivise? Io sto tutto a posto. Vediamo, come messaggi non c'è ancora nulla. E allora io vado avanti sulla prossima canzone perché devo fare un saluto particolare. Perché c'è da dire una cosa. Intanto mi siedo anche un po'. Tanto io direi di fare anche un applauso a TV Campane che ci ospita, ai fratelli Marigliano,
alle persone che sono venute qui negli studi, e perché c'è da dire, martedì noi facemmo questa prima puntata dove ci fu questa puntata zero dove presentammo questo disco, c'erano degli ospiti, il maestro Carmine Liberati, cui farei sempre un applauso, Jenny Nunez, Carmen, Salvatore Principe, Max Demo. Stasera ci dovevano essere degli ospiti che io ho rimandato a martedì prossimo perché è una serata un po' particolare e quindi l'ho voluta fare, come si dice, core e core con voi, quindi io da solo con voi per cantarvi tutto il disco, cosa che non abbiamo potuto fare martedì. Da martedì prossimo avremo la possibilità di fare piano e voce dei pezzi miei anche antecedenti a questo disco, ci saranno degli ospiti, non vi dico il nome ma seguirete sui social, ci sarà qualche ospite anche molto importante e avremo la possibilità sempre di seguire questo disco, poi con la puntata finale dove io spero che voi veniate tutti qua negli studi per poter fare questo brindisi a questo disco, poi magari se ci vediamo nei firmacopie a noi fa piacere. Vi ricordo sempre, il disco lo trovate da domani in tutti gli Euronics, Tufano, Casoria, Auchan di Mugnano, Auchan di Giuliano, Centro Commerciale Campania, le Porte di Napoli a Fragola e il Centro Commerciale Medì Teverola, dove sabato saremo alle 18:30 ospiti con questo primo firmacopie alla Mondadori. Quindi mi raccomando, da domani andate a prendere questo disco, vi daranno il pass, che sabato siete i primi ad avere la foto, la dedica e tutto ovviamente. Lo so, pure sarebbe... non arriva nessuna chiamata, regia? No, e quindi non fa niente, stasera stanno tutti... Io direi di fare anche un grande applauso al mio paese, perché è la festa di Sant'Antimo, quindi forse stanno tutti lì a vedere i fuochi. No, scherzi a parte ragazzi, la prossima canzone è una canzone a cui tengo particolarmente in questo disco perché mi è stata donata, anche se poi io ho rimesso mani al testo, mi è stato donato da un grande autore che comunque nella musica napoletana ha dato tanti successi da Tony Colombo, Emiliana Cantone e così via, che è Giuseppe Turco, che io farei un grandissimo applauso, un saluto a lui e a tutta la sua famiglia. Questa canzone sta andando, è tra le preferite su Spotify di questo disco, quindi con questa canzone io direi di fare un piccolo contest, magari tramite messaggio o diretta. Magari mi farebbe piacere sapere qual è la canzone vostra preferita di questo nuovo disco, anche se su Spotify questa qui è tra quelle che sta andando meglio e si intitola Per tutta la vita. Perché ti voglio bene, tu sei mia, perché tu mi appartieni e che sto sai che sti cose non ci fanno vivere e parole ti fanno chiagnere, sa da dice una cosa qua se va bene assai. Per tutta la vita resta sempre insieme a me e tinto bene o male facciamo morire con te e poi ti pensa a quello che faccio per te e tu fai stessi cose siamo uguali a te e mi aspettiamo io che ci abbiamo sposato perché siamo sicuri che sta amore per tutta la vita sempre insieme a mare sta e mai nessuno ci può cancellare sto grande amore, sto grande amore. Basta che ci stai tu, mi sono felice, non cerco niente più a questa vita. Per me tu sei la prima innamorata, quella che rimane in tuo cuore. Pure se ti metti insieme a nata, non ti puoi scordare. Per tutta la vita resta sempre insieme a me e tinto bene o male facciamo morire con te e poi ti pensa a quello che faccio per te e tu fai stessi cose siamo uguali a te e mi aspettiamo io che ci abbiamo sposato perché siamo sicuri che sta amore per tutta la vita sempre
insieme a mare sta e mai nessuno ci può cancellare sto grande amore, sto grande amore. Tutta vita sempre insieme a mare sta e mai nessuno ci può cancellare sto grande amore, sto grande amore. Questa era Per tutta la vita, un brano che secondo me andrà bene, di cui faremo anche il video, perché dovete pensare che io di questo disco, lavorativamente parlando, non voglio buttare nulla, faremo i video di tutte le canzoni e nei prossimi giorni poi saprete anche delle novità, perché stiamo preparando un grande evento dove inviteremo tanti amici artisti che con me negli anni hanno condiviso dei bei momenti e quindi ovviamente lo saprete qua a TV Campane, perché questa è la casa di questo disco, è nato qua questo disco. E io farei qualche saluto importante. Allora, un grandissimo saluto a un collega che professionalmente stimo tantissimo. Ti mando un in bocca al lupo ed un abbraccio da Carmen. Un saluto anche da me, forza sempre Michele. Io direi di fare un grande applauso a Carmen, una grande artista che ha duettato con me nel pezzo Impossibile, che sentiremo dopo, anche se purtroppo lei stasera non è potuta essere qui, ma martedì sarà qui. E anzi, martedì noi vi daremo una bella notizia su questo pezzo, perché stiamo progettando il video, che sarà quindi il prossimo singolo. Facciamo ancora qualche saluto, perché è arrivato qualche messaggino. Nello, ti seguo e sei un grande. Ti auguro un grande in bocca al lupo. Ti voglio bene. Dal barbiere Anthony Fashion Group. Un grande applauso ad Anthony Tambaro, grandissimo barbershop a Villaricca. Io farei anche un grande applauso al mio curatore d'immagine Roberto Lo Savio e Future Style Sant'Antimo. Vi voglio dire anche un'altra cosa. Martedì scorso mi avete taggato in tantissime storie che ho guardato da casa, addirittura da Taranto, da Foggia. Stasera inventiamoci una bella cosa. Intanto tutte le storie che fate su Instagram aggiungete come luogo o come hashtag TV Campane e magari mettete l'hashtag che più vi piace, magari col titolo del disco, che io ricordo è sempre qui, magari mo ve lo faccio vedere un po', dai, visto che... o no, che dite regia? Allora, il disco che troverete da domani nei negozi è proprio questo qui. Adesso l'apriamo. Dentro c'è il disco, c'è il libretto con dentro tutte le canzoni, gli autori, le foto, i saluti, c'è tutto. Lo trovate da domani in tutti i negozi. E mi raccomando, sabato correte domani alla Mondadori a Teverola, perché i primi che avranno il pass, oltre ad avere il disco autografato e la foto, avranno una sorpresa, avranno accesso prioritario ad un evento importante. Quindi domani correte a Teverola, andate pure se sta chiuso, cioè, tanto poi quando aprono tutto a posto. C'è qualche diretta? No, se ci chiama lo rispondiamo. Quindi lo rimettiamo qui al suo posto. Vediamo se c'è qualche altro messaggino. Sì. E mi dimentico sempre, avete ragione, mi dimentico sempre. Un grande saluto alla cartoleria Unomania di Sant'Antimo, un altro grandissimo applauso. Vediamo se arriva qualcos'altro. Ricordiamo che per la diretta risalutiamo, se no dopo dicono che ci dimentichiamo. Un saluto allora alla cartoleria Unomania di Sant'Antimo, Annello precisamente, che non sono io ma il proprietario di Unomania. Di nuovo un altro applauso. Ragazzi, io vi invito sempre